Consentitemi di usare il mezzo televisivo per delle cose personali, nel senso che siccome qualche giorno fa ho festeggiato il compleanno, in realtà io non lo volevo festeggiare perché mi sono fermato a 50 anni, però poi voi sapete che Facebook non si fa i fatti suoi, basta che tu una volta gli dici una cosa, quello ogni anno te lo ripete, e praticamente da 11 anni che mi ripete che io ogni 17 di febbraio festeggio il compleanno, e che ci volete fare? Quindi approfitto della televisione per ringraziare quanti si sono collegati con Facebook e tramite questo social network mi hanno fatto gli auguri. No, a parte gli scherzi, è veramente bello, insomma, sapere che ci sono tanti amici che ti pensano. Certo, una volta magari la telefonata oppure la stretta di mano era sempre una cosa più bella, adesso magari certe volte i messaggini vanno via in automatico oppure no, però fa sempre piacere farlo e io di questo vi ringrazio. Non vi dico quanti anni ho, se vi interessa andate all'anagrafe. Ben ritrovati con Target, il vostro appuntamento settimanale, il salotto che Televideo Agrigento vi offre in prima serata il mercoledì sera e poi naturalmente con le repliche durante il corso della settimana per presentarvi e proporvi alcune piccole e grandi realtà della Sicilia sui diversi campi che fanno veramente grande il nostro territorio. Anche questa sera abbiamo degli ospiti che vi parleranno delle loro iniziative, delle loro attività e che noi abbiamo il piacere di amplificare con il mezzo televisivo. Target è sull'LCN 92 del digitale terrestre, praticamente in tutta la Sicilia, è parte della Calabria meridionale, e poi naturalmente ci seguite anche sui canali YouTube e sullo streaming del nostro sito internet. Dobbiamo dire che siamo molto soddisfatti del riscontro perché insomma non passa settimana che non abbiamo sempre degli ospiti importanti, degli ospiti che vi comunicano attività per le quali è giusto dare una grande eco. Passo allora a presentarvi gli ospiti di questa serata, con loro ci intratterremo per la canonica ora circa, insomma su per giù, poi magari Piero Licausi, il nostro regista, mi farà il lampeggio per dire siamo arrivati al tempo stabilito. Ed ecco gli ospiti allora, iniziamo con Joseph Zambito. Tra le tante cose lui è il neopresidente della neonata associazione Noi Per. E poi un volto noto, Fabio Galluzzo, il suo impegno ambientalista, è il presidente di Mare Vivo Sicilia. Buonasera. E parlando di ambiente, insomma, Lega Ambiente sicuramente una delle associazioni più conosciute non solo in Italia. Lei è il direttore della Sicilia di Lega Ambiente, Claudia Casa. E poi vorrei che Giuseppe facesse un quadro d'insieme di tutti e tre gli ultimi nostri ospiti, perché parliamo di un bel avvenimento che si è svolto in contemporanea con il Festival di Sanremo, uno dei concorsi al maschile più importanti, si chiama Il più bello d'Italia. Nell'ordine Saro Parisi, che non è lui il più bello, mi spiace Saro, dico no, lui è l'agente per la Sicilia di questo concorso, e poi i due mister, il più bello d'Italia numero 2, ovvero il secondo classificato Andrea Onofrio Miccichè, e il più bello d'Italia numero 3 Cristian De Vita. Loro sono tutti e due siciliani, volevamo anche il primo, ma in Abruzzo insomma, se passa per la Sicilia, Saro, ce lo farai conoscere. Ma vorrei partire proprio da te, Saro. Nel terzo millennio, nel 2020, ha ancora senso fare un concorso di bellezza? C'è riscontro? C'è riscontro nella realtà, per quanto sembrerebbe anacronistico, invece il riscontro c'è, così come per la Miss Italia. Per i ragazzi è proprio con il più bello d'Italia, perché nella realtà da tutta Italia, nel portale centrale che Carlo Michetti, che è il patron nazionale, ha creato, arriva un'adesione veramente da tutta Italia, anche dalla nostra terra, dalla Sicilia. Già mi hanno smistato diversi nominativi per le selezioni che faremo dalla prossima primavera per tutta l'estate. Già preparato allora il prossimo concorso? Infatti già prepariamo il prossimo concorso e devo dire che il riscontro c'è, anzi forse la vanità maschile supera quella femminile. Anche perché insomma, amici, ma è così. Diciamo che i vari contest, i vari talk show che
che si propongono nelle TV, diciamo, dal più classico Amici di Maria De Filippo e tutto, insomma è un susseguirsi di bellezza, un susseguirsi di apparire, e naturalmente potrebbe essere anche un prosieguo nel campo del lavoro, perché certo, insomma, ma infatti l'obiettivo... il più bello d'Italia cos'è? Un modello, ecco, un appunto, fotomodello. l'obiettivo principale del concorso Il più bello d'Italia non è tanto di andare a trovare dei ragazzi che diciamo da un punto di vista di fisicità possono essere belli, ma quanto capire quali sono le attitudini nel campo dello spettacolo, che va dalla moda alla canzone, quindi alla musica, al cinema, al teatro, perché nella realtà i partner nazionali che ha il concorso del più bello d'Italia sono diverse case di moda importanti, case di produzione cinematografica e televisiva, per cui al di là di chi vince tutti quanti sono attenzionati e smistati alle varie produzioni, perché poi in base alle loro capacità possono essere scelti per diciamo, magari delle potrebbe essere una buona un novello carco, insomma. Ma infatti no? Beppe Convertini è venuto fuori adesso, uno dei più di punta della RAI, insomma è venuto fuori anche dal Bello d'Italia. Bene, quindi... bene, li abbiamo inquadrati ai due belli, poi li conosceremo con dovizia di particolari, e andiamo da questa parte, che bello non è, però insomma è impegnatissimo sicuramente, e tra le molteplici attività che svolge Joseph Zambito adesso si è imbarcato anche nell'associazione Noi Per. In due parole, che cos'è, Joseph? L'associazione Noi Per è così come abbiamo definito nel corso delle ultime riunioni, che erano diciamo, riunioni costitutive, un laboratorio di idee. Noi abbiamo ritenuto mettere assieme una serie di professionalità di ogni genere, di ogni natura, dal medico, al libero professionista, all'avvocato, all'architetto, anche soggetti che hanno avuto delle esperienze amministrative di importanti società nel mondo dell'imprenditoria, ma anche dell'attività politica. Abbiamo tentato di stabilire una sorta di incubatore di quelle che possono essere una serie di iniziative progettuali per confrontarci e promuoverli tramite delle iniziative. Poi insomma il Noi Per è già di buon auspicio, ecco, il fatto di essere a favore, non contro, già... Infatti abbiamo inizialmente la denominazione era Noi, poi abbiamo voluto di proposito inserire la proposizione Per, appunto perché l'associazione è un'associazione propositiva. Nel mondo diciamo, delle agende politiche, di quello che vediamo sui social, su quello che accade diciamo, nell'attività quotidiana amministrativa, spesso vediamo operatori politici o culturali, l'impronta è sempre contro qualcuno, contro un tema, contro una categoria, quindi spesso vi è il tema contro gli immigrati, contro diciamo, soggetti che fanno impresa, contro comunque qualcosa. Noi abbiamo voluto invece attenzionare l'idea appunto al laboratorio di idee per qualcosa. Quindi... Bene, approfondiremo questo vostro impegno. C'è anche un Per ambiente? Esatto. C'è un Per ambiente? L'ambiente diciamo, fa parte della nostra vita, anzi è quello che noi dovremmo più preservare. Insomma, si parla tanto di plastica ultimamente, le isole di plastica, oppure le varie ditte che hanno il compito di smaltire, invece poi buttano chissà dove. E se c'è qualche plastica che naviga nel fiume Platani, o meglio in Alicos, Mare Vivo adesso la potrà raccogliere. Fabio? Sì, Alicos è un progetto che diciamo, è già iniziato lo scorso anno, ma diciamo, entra nel vivo proprio ieri, perché è stata installata questa barriera blocca plastica. In cosa consiste? Consiste appunto in un dispositivo galleggiante che è stato posto a circa 800 metri dalla foce del fiume Platani, per evitare che tutte le plastiche che trasporta il fiume, che trasportano comunque tutti i corsi d'acqua, arrivino al mare. Questo diciamo, è un esperimento, attenzione, stiamo parlando di, appunto, di un dispositivo che non sappiamo quale sarà il risultato. Sappiamo una cosa, noi come associazione siamo presenti ad Eraclea Minoa con un centro di educazione ambientale da oltre 10 anni, dal 2007, e da allora ogni anno, più volte l'anno, andiamo a pulire la foce del fiume e ogni anno recuperiamo decine e decine e decine di sacchi di plastica. Questo ci ha in qualche modo diciamo, indotto, avendo visto
esperienze del genere che già sono state realizzate sul fiume Po e sul fiume Tevere, perché non provarlo? In Sicilia siamo i primi allora? In Sicilia siamo i primi, sì. Perché non provarlo anche qui ad Agrigento presso la Foggia del Fiume Platani? E grazie a un bando della Fondazione Con il Sud ci siamo candidati e abbiamo potuto adesso realizzare questa attività. Un'attività che non è soltanto la barriera, diciamo, è la cosa, diciamo, più mediaticamente più importante, certo, ma la cosa che per noi sinceramente riveste un ruolo maggiormente importante è il coinvolgimento della società civile, soprattutto le scuole. Tant'è vero che non usiamo e non buttiamo plastica, il principio è quello, insomma. Partiamo da lì. Considerate che i partner di questo progetto sono le scuole, tutte le scuole esistenti del territorio, che appartengono ai comuni di Ribera e di Cattolica Eraclea. Queste scuole, tutti i bambini di queste scuole parteciperanno a vari laboratori di educazione ambientale, ovviamente, verranno portati spesso durante questi 2 anni di progetto presso la Foce, verranno portati presso dove abbiamo installato questa barriera anche per far capire loro come funziona, certo. Infatti, diciamo, cerchiamo di stimolare in loro quei sani principi che purtroppo noi forse da giovani non avevamo. Approfondiremo anche questo discorso con Fabio Galluzzo, se lui è azzurro nel senso di mare, ecco, e Claudio invece è verde, perché il green, diciamo, il verde è il colore dell'ambiente in tutto il mondo. E tra le varie iniziative di Lega Ambiente adesso c'è anche il treno verde. Verde perché è proprio di questo colore o verde per il green ambientale? Ma il treno verde intanto è coloratissimo, anche perché accoglierà prevalentemente comunque scolaresche, anche noi appunto come ha appena detto l'amico Fabio Galluzzo, come associazione puntiamo molto sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni, per cui in questo treno, che in realtà non è una nuova campagna perché il treno verde viaggia ormai in Italia ogni anno da 32 anni a questa parte. Agrigento era stata una delle primissime tappe di questa campagna, credo nell'88 o nell'89, poi il treno verde non era più tornato ad Agrigento. Siamo riusciti ad ottenerlo quest'anno e permettetemi di dire che sono particolarmente orgogliosa di questo, perché il treno verde che ritorna ad Agrigento quando Agrigento compie 2600 anni dalla sua fondazione e quando la Lega Ambiente compie 40 anni dal momento in cui è nata, per noi, diciamo, è una doppia festa in pratica. Sul treno, che quest'anno avrà come tema i cambiamenti climatici, sulle carrozze del treno, perché questa è appunto una campagna che noi facciamo assieme a Ferrovie dello Stato italiano, sono stati allestiti i vagoni con una mostra interattiva in cui sarà possibile toccare con mano in questi 3 vagoni che cosa sono i cambiamenti climatici, cosa stanno provocando a livello globale e cosa bisogna fare invece localmente, perché la soluzione di questo grande problema globale sicuramente spetta ai governi, quindi spetta alla politica, sicuramente spetta a una riconversione dell'economia, ma anche noi cittadini abbiamo assolutamente una grandissima responsabilità nei nostri comportamenti quotidiani. Bene, parleremo allora di quello che avete preparato, di come magari anche noi possiamo andarlo a vedere, le scuole, e che cosa possiamo fare. E conosciamo allora adesso direttamente questi nostri 2 belli siciliani. Il secondo classificato è Andrea Onofrio Micciche, un ragazzo di Favara. Andrea, parlaci un po' di te, dai. Buonasera a tutti, io sono Andrea Micciche di Favara, ho 18 anni, frequento il liceo statale Martin Luther King di Favara e ho partecipato a questo concorso, il più bello d'Italia. Il liceo naturalmente è quello che magari ti ha supportato di più, no? Sì. Tutti gli amici e i compagni di classe. Grazie alla scuola mi ha reso possibile andare in questo concorso. Il preside ti ha dato il permesso, insomma. Il preside, ringrazio infatti. Bravo professore Birrera, grazie. E come hai conosciuto questo concorso? Allora, Andrea? io già da piccolo amavo questo mondo della moda e dello spettacolo. Mia mamma mi ha aiutato a realizzare questo sogno perché ha visto questo concorso e mi ha iscritto subito. Ah, la mamma allora? È stata la mamma, sì, è mia insaputa. E poi mi arriva una chiamata dal signor Parisi, alla quale mi invita ad andare a una selezione del più bello d'Italia che si trova a Messina.
Certo, perché è una selezione a piramide, giusto? Sì, se lo facciamo. Sono le varie selezioni locali. Esatto, e poi... perfetto. E lui ha avuto l'opportunità nella selezione che è stata fatta poi a Santo Stefano di Camastra di vincerla e di andare direttamente poi alla nazionale. Bene, quindi diciamo che ti sei un po' preparato. Diciamo... Non lo so, un po' di cura del corpo, che ti sei fatto un po' di ceretta, di palestra, palestra. Palestra in più, avere il corpo, capelli. Vabbè, comunque stavo dicendo, Saro Parisi mi ha detto pure che chi vinceva andava direttamente alla finalissima. Mi presento a Camastra, alla quale arrivo primo assoluto, e un'emozione grandissima, non mi aspettavo questo risultato. Tra l'altro c'era Luciana Turina che presiedeva la giuria, quindi tecnica, insomma una giuria tutta di esperti. Però tu quando sei sulla passerella, insomma, lo sai che ti guardano con un occhio particolare, le ragazze magari ti ammirano. Speravo di fare colpo sulla giuria per arrivare al mio risultato. Lo hai ottenuto, insomma. Conosciamo anche Cristian De Vita, anche lui è siciliano, ma siciliano messinese? Sì. Di dove, con esattezza? Di Sant'Agata di Militello. Parlaci un po' di te, Cristian. Scuola, età? A scuola frequento l'industriale l'ITIS Torricelli di Sant'Agata di Militello. Che anno sei? Del 2002. Del 2002, che sono quindi 18 anni ancora da fare. 18 ancora li devo. Anche i minorenni possono partecipare? Dai 17 ai 32 anni, questo diciamo è il target per stare col titolo della trasmissione, proprio dei ragazzi che possono partecipare. Come hai conosciuto questo concorso, Cristian? Questo concorso innanzitutto c'è sempre con le mamme. Con le mamme, queste mamme. Inizia tutto. Che gli è capitato un giorno, mentre era in giro con Saro e amici, che ha deciso di iscrivermi a questo concorso, ovviamente come sempre a mia insaputa. E poi ti è arrivata la chiamata? No, però mi è stato detto la settimana prima da mia mamma: guarda, tra una settimana ti devi presentare a questo concorso, sapendo anche che proprio mi piaceva molto questo mondo. Saro Parisi, naturalmente la giuria che decide, insomma, vede che cosa? Sul portamento, sulla fisicità, un certo, po' su tutto, la giuria intanto normalmente, soprattutto nelle selezioni che si fanno. Non so se abbiamo delle foto, Piero, le abbiamo mandate, non ho visto il monitor. In tutte le regioni grazie. È una giuria, diciamo, tecnica, composta da noi in Sicilia esclusivamente da donne. Nel caso dove Andrea ha partecipato e ha vinto, appunto dicevo, c'era Luciana Turina, c'era la cantante lirica Felicia Bongiovanni, che è definita la nuova Maria Callas, e tante altre diciamo donne che appunto, o attrici, stiliste e quant'altro, quindi che tecnicamente potevano esprimere un giudizio nelle 3 uscite che loro hanno fatto, in casual, poi in elegante, e l'ultima quella dove c'è l'esploit del pubblico femminile in costume da bagno. Qui mi sembra che siete nelle vicinanze dell'Ariston. Siamo ecco, nella foto proprio sul red carpet dell'Ariston, dove volutamente si è fatta la premiazione, perché tutto si è svolto all'Hotel Nazionale a Sanremo. Però quest'anno l'innovazione è stata quella di non fare la premiazione all'interno, ma di uscire e quindi andare a contatto con la gente. C'era molta visibilità, naturalmente. Esatto, molta visibilità, si crea lo stacco che normalmente le passerelle o i palchi creano fra chi sta sul palco e il pubblico, e così c'è stato questo contatto diretto con la gente. Infatti per percorrere 100 metri ne abbiamo fatto anche in un paio d'ore, perché c'erano le ragazzine e non anche le signore più diciamo adulte, che volevano farsi fotografare, farsi immortalare. Ecco, quello che abbiamo visto prima era il primo classificato, Alessandro il ragazzo che stranamente, ti dicevo prima, ha fatto una dedica, stranamente nel senso che ha colpito tutti quanti, perché mentre ognuno di loro vincendo ha dedicato la fidanzata, ai genitori, insomma, che sia, lui ha fatto la dedica a Gesù, già sorpresi a tutti quanti, perché vedere un giovane di 25 anni, quando i giovani oggi alle volte vengono visti anche distanti dalla Chiesa e da Gesù, fare una dedica in un concorso che potrebbe sembrare una cosa non proprio religiosa. Certo, ecco. E questa dedica sentita da Alessandro ha fatto sì che la stampa nazionale, la stampa di Torino e altre testate pubblicassero questa dichiarazione, che è arrivata in Vaticano. Vero è che l'ambasciata vaticana si è messo in contatto con la direzione del concorso e con Carlo Michetti, col patron, e hanno chiesto, e lo faremo adesso a breve dopo
un giro di consensi per stabilire la giornata un mercoledì, avremo l'udienza col Santo Padre, quindi ci riceverà in Vaticano. Complimenti veramente a questi belli d'Italia, insomma, poi se sono siciliani è ancora meglio. Ritorniamo al nostro percorso del treno verde con Claudia, dicevamo quindi un tour e un'iniziativa che ormai è vecchia nel tempo. Quali sono le novità che propone? Hai parlato di questi che sono i cambiamenti climatici. Chi viene lì nel treno che cosa vedrà? Allora, cosa proporrete? intanto abbiamo già, si può dire, quasi tutte le mattinate impegnate, perché in queste settimane ovviamente abbiamo invitato le scuole soprattutto a far prenotare queste visite guidate che hanno la durata di un'ora, e in una mattina potremo ricevere anche 7-8 scolaresche nel giro della stessa mattinata. Avremo uno staff di educatori proprio sul treno che seguiranno i ragazzi. Sulla prima carrozza affronteranno appunto la globalità dei cambiamenti climatici, e quindi quello che sta avvenendo a livello globale. È proprio della settimana scorsa la notizia dei 21 gradi centigradi che si sono raggiunti all'Antartide, che vuol dire praticamente che lo scioglimento dei ghiacciai avanza in maniera, diciamo, vertiginosa. Certo, io ho sentito che 1 grado nell'Antartide vuol dire uno stravolgimento enorme. Vuol dire veramente tanto. In questo momento infatti ci sono per esempio le colonie dei pinguini che stanno avendo notevoli difficoltà, perché loro ovviamente sono abituati a vivere in un habitat completamente diverso. Noi pensiamo che questi siano problemi distanti comunque dal nostro quotidiano, non lo sono, tant'è vero che oltre alle attività didattiche sul treno, quindi a questa mostra che fa vedere appunto gli aspetti globali del problema, e poi però, diciamo, dà anche un segnale di speranza indicando quelle che sono invece le abitudini quotidiane che per esempio noi possiamo cambiare, i nuovi stili di vita che possiamo adottare per contribuire, diciamo, con i nostri comportamenti a contrastare il cambiamento climatico. Dicevo, oltre a queste attività prettamente didattiche, noi coinvolgeremo anche i giovani di Agrigento, in particolare una classe del liceo scientifico, che assieme a noi farà un flash mob in Piazza Stazione, un flash mob in cui sostanzialmente noi simuleremo appunto l'innalzamento dei mari, che è quello che avviene a causa dello scioglimento dei ghiacciai, e quindi il pericolo che stanno correndo già attualmente tutte quelle zone urbane, diciamo, che si trovano a ridosso delle coste, perché ovviamente l'innalzamento dei mari vuol dire mandare sott'acqua interi agglomerati urbani. Quindi il flash mob, che è una cosa, diciamo, anche giocosa da un certo punto di vista, però ha un senso che vuole richiamare ognuno di noi alla responsabilità. Ma tu noti questo cuore verde da parte dei giovani, insomma, degli studenti, o è soltanto un periodo, diciamo così, di lasciare da parte le materie scolastiche? Allora, è chiaro che, diciamo, in questo movimento vanno individuate quelle che sono le motivazioni vere, forti, che comunque ci sono, perché noi incontriamo in tutta Italia i giovani ogni volta che ci sono queste manifestazioni, anche nella fase preparatoria, e ci sono veramente dei gruppi che sono fortemente motivati e che intendono mettersi in gioco. Poi è chiaro che nella massa è possibile anche trovare quelli che ne approfittano, però nessuno di noi immagina, penso neanche Fabio, immagina che da un giorno all'altro le persone diventano tutte ambientaliste. Eppure io penso che ognuno può in realtà fare il suo piccolo pezzettino, anche senza impegnarsi quotidianamente come facciamo noi con le attività di sensibilizzazione, con le manifestazioni, con i progetti di educazione ambientali. Però se già a casa nostra, se già nella nostra cerchia di amici noi cerchiamo di comportarci avendo riguardo per l'ambiente,
già questo diciamo ha un grandissimo significato. E poi in ogni caso parliamoci chiaro, quando noi abbiamo cominciato, quando io ho cominciato 25-26 anni fa a fare ambientalismo, la nostra veniva vista come una nicchia, eravamo visti come sostanzialmente delle persone che dovevano passare il tempo in qualche modo e quindi lo passavano in questo modo. Oggi di ambiente si parla, diciamo, chiunque parla di ambiente. E come dicevi prima, anche i piccoli gesti, le piccole cose contribuiscono ad evitare i grandi disastri. Mi viene in mente perché proprio stamattina ho sentito alla radio di molti comuni che iniziano veramente a multare le persone, per esempio, che buttano una cicca per terra. Che cos'è una cicca, Fabio? Niente, almeno per noi è niente, invece crea danni enormi. Io non fumo, però insomma mi hanno detto che veramente una cicca, un mozzicone di sigaretta crea danni enormi. Ma per biodegradarsi ha bisogno oltre 20 anni una cicca di sigaretta, quindi pensiamo al danno che può fare una cicca di sigaretta lanciata così per abitudine in mezzo alla strada, che poi sappiamo bene che qualsiasi cosa lanciata e lasciata per strada porta tutto a mare. Le piogge, i corsi d'acqua, i fiumi portano tutto a mare. Che sia ben chiaro, l'80% delle plastiche che noi vediamo a mare arriva dai corsi d'acqua. Quindi, dico, tornando al nostro progetto, ad Alicos, dico, vorremmo anche a una petizione che abbiamo proprio lanciato in questi giorni su change.org, far sì che si creino questi dispositivi in più fiumi possibile, perché l'80% dicevamo delle plastiche che arrivano a mare arrivano dai corsi d'acqua e soltanto il 15% rimane a galla, quindi pensate voi quanta plastica c'è in fondo al mare, ok? Quindi cerchiamo di bloccarla prima che questo disastro arrivi a mare. Dico, stiamo cercando di sensibilizzare il territorio attraverso un patto che stringeremo con tutti i comuni da cui il fiume è attraversato, per renderli plastic free. Ormai è una parola, diciamo così, molto diciamo, che va di moda. Però magari ci sono stati molti comuni che hanno emanato delle ordinanze per far diventare appunto le proprie amministrazioni plastic free, però poi nella sostanza di plastic free c'è molto poco. Quindi cercheremo di sensibilizzare le amministrazioni, le scuole lungo questo territorio per far sì che diventino veramente plastic free. Faremo dei seminari. La stessa cosa che avevo chiesto prima a Claudio voglio chiederla a te. Lo so che insomma, tu con la tua associazione andate in giro per le scuole per sensibilizzare i ragazzi, avete regalato anche le borracce per evitare di portare le bottigliette di plastica a scuola. Dico, ma fa presa questo vostro discorso, questo vostro impegno? Ecco, sì, fa presa. Condivido pienamente quello che diceva poco fa Claudia, assolutamente. Ci sono pure magari quei ragazzi che magari ne approfittano per il giorno di vacanza, però vogliamo credere che magari sarà quel giorno di vacanza, però quell'azione buona, quella giornata sicuramente è un buon segnale. Diciamo che gli alunni sono i ragazzi un ottimo veicolo pubblicitario, ecco, non solo per vendere i pannolini oppure per altre cose. Io mi ricordo che nell'incontro che avete fatto come Mare Vivo alla scuola Bersagliere Urso, quando avete regalato le borraccette per evitare la plastica, una mamma ha detto che era il suo figlio, insomma, di scuola elementare, che dice: no mamma, questo no, perché questo no, questo lo fai la raccolta differenziata. Infatti, e questo non lo sa. Confidiamo proprio nei bambini. Confidiamo proprio in loro che possano trasmettere quelle nozioni che noi cerchiamo di dare quando possiamo nei vari interventi di educazione ambientale, che siano loro a trasmettere alle proprie famiglie, ai propri genitori una buona educazione nel trattamento del rifiuto. Diventano loro i maestri. Assolutamente sì, assolutamente sì. Joseph, ritorniamo a Noi Per. Generalmente insomma c'è anche una predisposizione per chi vuole impegnarsi per la propria città, per il proprio territorio in maniera anche disinteressata. È il caso vostro? Assolutamente sì. Io ascoltavo con immenso piacere gli amici Galluzzo e Casa, Claudia Casa, perché
mentre loro parlavano cercavo anche di apprendere, visto anche la loro grande testimonianza vissuti sui temi dell'ambiente, su quello che per esempio Lega Ambiente fa e anche Mare Vivo fanno oggi, cioè quello di sensibilizzare, di promuovere delle attività specifiche di settore che poi raggiungono degli obiettivi veramente straordinari. Quando Mare Vivo promuove un'iniziativa molto importante consegnando le borracce ai bambini, e chi come me era abituato a comprare i pacchetti da 16 o da 12 a 24 bottiglie di plastica, e il proprio figlio ti dice: papà, guarda che da oggi l'acqua la mettiamo qui dentro, a me, stavo cercando proprio di collegare il nesso tra l'attività promozionale di forte incoraggiamento che fanno loro, perché diventa pure anche punti di riferimento per un esercizio di prova che stiamo tentando di fare noi con la nostra associazione, cioè quello di individuare dei temi specifici, non sostituendoci già a delle istituzioni, perché Lega Ambiente e Mare Vivo sono delle istituzioni vere e proprie, lo fanno in maniera bene, va dato veramente, è sempre un piacere non solo ascoltarli, perché poi di fatto c'è la prova del 9 che quello che fanno va in porto, come nel caso di mio figlio, o come quando spesso vengono fatte l'educazione alimentare ai bambini, anche i miei bambini hanno preso l'abitudine a portare per la pausa a scuola non il tradizionale mottino ma la frutta. Questo è sempre grazie a delle associazioni che nel tempo hanno fatto un buon lavoro, ed è questo l'esempio che noi vorremmo adottare, cioè individuare dei temi come possono essere le politiche attive del lavoro, saranno delle prossime iniziative che faremo noi, che consentono, anche se esistono già le famose agenzie per il lavoro, esistono i centri per l'impiego, esiste un vasto mondo che va dalla formazione all'università, e come nel mio personale caso, spesso però manca quella campagna di sensibilizzazione sui temi del lavoro, quindi tentare tramite gli ordini professionali, le associazioni di categorie, le associazioni degli imprenditori e anche la politica, perché poi è la politica che sul campo ha la possibilità di legiferare, di attivare una serie di iniziative che possono avere ad oggetto per esempio il lavoro. Soprattutto in Sicilia, nonostante ci siano gli enti locali pieno zeppio di personale e che comunque quel personale rimane precariato, da tantissimi anni non vengono banditi concorsi. Cioè io sfido chiunque a prendere una cartella ufficiale della regione siciliana e vedere quanti concorsi pubblici esistono in un ente locale come la provincia o l'ex provincia o i comuni. Lì bisogna sensibilizzare la politica a cercare di avviare una fase di rigenerazione anche del proprio personale. Anche perché con la legge 100 adesso... E non solo, l'altro giorno parlando con un comandante per esempio di Favara, abbiamo scoperto che dal 2001 ad oggi non vengono fatti concorsi per reperire gli addetti della polizia municipale. Il prossimo anno, cioè da 24 in un comune da 35.000 abitanti, da 24 sono rimasti 7, di cui 2 entro fine anno andranno in pensione, rimangono 5 persone. Cioè, capite bene, un comune, ma non è un tema isolato come Favara, ma se uno fa un giro, un paragone anche con gli altri comuni dell'intero nostra amata regione Sicilia, vediamo che ci sono comuni che hanno agenti di polizia municipale in un numero veramente irrisorio e che assieme alle associazioni ambientaliste o a chi lavora per il genere si possono, perché poi esistono le ordinanze dei sindaci per gestire meglio quelli che sono i calendari dei rifiuti, però manca poi il personale che va a fare la contravvenzione. Cioè quando tu dici si fanno le sanzioni, però ci deve essere qualcuno che fa le sanzioni. Se i 5 vigili rimangono in ufficio a fare la concessione per le licenze di attività commerciale che servono, o a dirigere il traffico e non fanno le sanzioni, questi sono i temi che da qui al prossimo settembre, fine anno, intendiamo. Sono intanto
il tema principale del lavoro, il secondo tema è quello di poter consentire di fare un ragionamento molto ampio su quelle che sono la pubblica amministrazione, che va dalla burocrazia all'utilizzo del personale. No, volevo dirti una cosa, il PER l'abbiamo detto che insomma è a favore, sì, il pro, no? Però il PER è anche il simbolo della moltiplicazione, cioè nel senso non è una casta chiusa, ecco, no, è aperto. No, cioè, assolutamente. Quelle che avete fatto erano soltanto, diciamo, le prime riunioni per la Costituzione. Che è frutto di, per fortuna nell'era dei social, nell'era anche dei telefonini col WhatsApp, è un frutto di un'analisi di passaparole per dire smettiamo di solo di lamentarci o di accusare un amministratore scusate, un amministratore che è incapace o non riesce, perché spesso l'incapacità è anche frutto di difficoltà oggettive, perché spesso i comuni si ritrovano ad amministrare 0 euro, cioè quando tutti i comuni si trovano in dissesto finanziario, ognuno di noi vuole promuovere un'iniziativa e ce la prendiamo con l'amministratore, col consigliere, con la politica, però a monte sappiamo che mancano i soldi, e chi ha avuto delle esperienze in passato anche politiche sa che gestire una comunità, se non ci sono soldi è finita, cioè se tu in una famiglia hai 4 figli e le spese per affrontare le spese di scuola, maledetto denaro, maledetto denaro è questo, quindi nasce dall'idea di dire guarda, finiamo di lamentarci, proviamo a riunirci per cercare di capire come poter consentire gli enti locali e comunque in genere le diverse amministrazioni, lanciamolo delle proposte, e quindi abbiamo costituito questa associazione. La prossima riunione sarà il 29 di febbraio, inizieremo a costituire dei tavoli tecnici. Quei tavoli tecnici, ognuno per le proprie esperienze. La cosa bella è stata che in queste riunioni ognuno ha portato una propria esperienza vissuta sul campo del lavoro, della libera professione, persino del pensionato. Speriamo che questa voglia di fare, questo entusiasmo possa proseguire. Ritorniamo ai nostri amici belli. Quando parlo di belli non dico sempre Saro, mettiti un po' da parte. Rovinerei il concorso. Com'è stata questa esperienza a Sanremo, Andrea? Allora, è stata come vivere un sogno, perché arrivati là c'erano tutte le persone dello spettacolo, come cantanti come Elodie, personaggi famosi come Mara Venier, tutti quindi è stato come vivere un sogno. Il sogno che si realizza e che potrebbe anche continuare. Naturalmente tu sei ancora giovane, ma potresti prendere questa strada, insomma, cosa vorresti fare? Il modello, l'attore, allora, il fotomodello? Io voglio frequentare un'accademia di recitazione. Ah, ecco, bravo, questo ti fa onore. Prima impariamo, ecco, prima impariamo a fare qualcosa. C'è l'opportunità, perché il concorso del Bello d'Italia sta mettendo in contatto, perché uno dei partner era il Teatro Nuovo di Torino, e quindi che gratuitamente fare in modo che lui possa frequentare i corsi in base alla sua attinenza, in questo caso può essere del teatro, è un liceo coreutico, quindi raggruppa vari... Comportamento, dizione, insomma, esatto, tutto quello quindi lui se ama fare l'attore teatrale farà quel percorso, al di là della moda, dove già pronte delle passerelle importanti con degli quindi il fatto di essere arrivato sul podio gli consente già subito, insomma, di mettersi alla prova. Di mettersi alla prova, perché già quel giorno stesso Umberto Perrera, uno degli stilisti maggiori per uomo, guarda caso ha scelto loro due per indossare i propri abiti, e adesso è pronto per le sue prossime collezioni, loro saranno con lui a sfilare nelle passerelle importanti. Cristian, anche la tua impressione di Sanremo? Sanremo l'ho vissuta come protagonista, difatti ho avuto l'opportunità di incontrare alcune modelle, tra Miss Mondo, Miss Volto, con cui ovviamente mi sono fatto alcune foto. Siete scambiati il numero pure MSN? No, quello no. Ancora è preso, ho conosciuto alcune case di moda e fortunatamente ho avuto l'occasione di arrivare terzo a questo concorso. Mi raccomando la scuola normale prima, non deve essere tralasciata assolutamente. Questo, diciamo, è un percorso alternativo, ecco, chiamiamolo così. Certo. Ma devono finire, perché guarda caso sono secondo e terzo i più piccoli di tutti i partecipanti di tutta Italia, e devono finire la scuola entrambi. Andrea la finirà quest'anno
lui ha ancora 2 anni da fare e quindi devono conciliare, certo. E alla base lo studio è fondamentale, perché se no non si va da nessuna parte. Mi fa piacere. Tu dicevi prima, Saro, che state già preparando l'avvenimento del prossimo anno. Come si svolge? Con la pubblicità? Con, esatto, con il preparare le tappe locali? Adesso noi abbiamo già dei contatti con diversi comuni della Sicilia che appunto ci chiedono di poter fare le selezioni nel proprio comune, quindi nella propria città. E chi si iscrive sul portale nazionale, quindi entrando nel sito del Più Bello d'Italia, che è in aggiornamento, e quindi adesso stanno cercando di i nuovi dati. Esatto, i nuovi dati, e da lì poi vengono smistati nelle varie regioni. Noi quindi già per la Sicilia ce ne sono iscritti che durante l'anno hanno fatto proprio la richiesta e li hanno già smistati, quindi con i quali già siamo in contatto per poi portarli. L'obiettivo quest'anno è quello di muoverci su tutte e 9 le province siciliane, quindi fare le tappe. Favara la faremo perché già ne abbiamo parlato col sindaco e con l'assessore l'altro giorno durante la conferenza stampa. Il sindaco giustamente ha avuto anche il gusto di ricevere questi ragazzi nella sede municipale per dirgli bravi, insomma è sempre un settore della vita della nostra società che porta avanti anche il nome di Favara, insomma, e poi c'è stato un bel risultato, perché certo, no? Infatti. E poi chiaramente puntiamo molto sui centri turistici, quindi sulle località importanti e anche su altri comuni dove diciamo è giusto arrivare con questa manifestazione, anche perché le richieste sono tante, quindi cerchiamo adesso di poterle, adesso il tempo c'è perché noi partiamo dalla primavera perché ecco la particolarità da questo, diciamo dallo scorso 2019 primi del 2020 è stato quello che normalmente il concorso si chiudeva entro l'anno e si faceva la finale al Piper di Roma, però l'organizzazione con la regione Liguria ha voluto proprio per l'anno 2019 non chiuderlo a dicembre ma fare la premiazione nel 2020 appunto a Sanremo, e cosa che faremo poi nel 2021 e che programmeremo gli eletti dell'anno 2020 ma sarà sempre a Sanremo. Bravi. Insomma, una cosa Andrea volevo dirti, naturalmente uno quando è in passerella, no? Quando è sul palco si sente sicuramente gli occhi addosso, no? Quindi se c'è la bella ragazza che sfila il ragazzo guarda, ma se c'è il bel ragazzo le ragazzine guardano pure, no? Ti sei sentite questo occhio addosso tu, sì? Naturalmente, però se partecipa a un concorso del genere già sai che stai accendendo l'attenzione, quindi deve essere già preparato a prescindere. Hai già la fidanzata? Sì. Gelosissima? Insomma. È un lavoro questo, dai. Si deve abituare. Si deve abituare. Bene, bravi e ancora complimenti. Fabio, ritorniamo alla nostra barriera blocca plastica. Sarebbe opportuno che nessuna plastica arrivasse lì, nel senso che noi non la disperdiamo nell'ambiente, ecco. Assolutamente, ma infatti ci auguriamo proprio di non trovarne plastica, attenzione. Dico, è il motivo per parlare del problema, è il motivo per discutere nelle scuole, dicevamo poco fa, con le famiglie, nel territorio, nei comuni, discutere del problema plastica. Dico, noi abbiamo iniziato lo scorso anno con la campagna Scuole Plastic Free, di cui parlavamo poco fa, e ringrazio Joseph per avermi detto, per esempio, il messaggio che abbiamo lanciato l'anno scorso è stato recepito dalla sua famiglia, perché lui mi diceva, vi confermava che prima comprava le bottigliette ai bambini, adesso non le compra più. Abbiamo fatto un calcolo lo scorso anno che in una sola classe che ogni giorno consuma quotidianamente appunto una bottiglietta d'acqua di plastica, in un anno scolastico in una sola classe si consumano 4.000 bottigliette in una sola classe. Considerate mai i numeri che ci possono essere, che sono veramente impressionanti. Quindi motivo per cui è venuto fuori questo progetto e tutte le attività che ne verranno dietro. Quello che noi diciamo sempre ai nostri ragazzi quando li incontriamo nelle scuole, in giro, quando vengono a trovarci presso i nostri centri di educazione ambientale, è quello che ognuno di noi può e deve fare qualcosa. E dobbiamo agire localmente e pensare globalmente. Questo è quello che dobbiamo dire ai nostri ragazzi, perché loro sono il nostro futuro, loro sono quelli che possono in qualche modo porre
forse rimedio al disastro che noi adulti abbiamo creato. Poi parlavamo anche di erosione costiera, e voi nella vostra oasi, insomma, l'avete vissuta direttamente come protagonisti e anche come spettatori di quella magnifica spiaggia di Torre Salsa che non c'è più. No, non è vero, è stata erosa. No, non c'è più, attenzione. Considera che proprio Torre Salsa, devo dire che è rimasta quasi intatta. Assolutamente il golfo che va da Capobianco fino a Torre Salsa sono 7 km di costa. La parte che purtroppo è stata particolarmente toccata è la parte di Eraclea Minore, sì. La parte, diciamo, di Montallegro e Siculiana, che sarebbe Bogomarina e Torre Salsa, fortunatamente è rimasta quasi intatta. Eraclea fortunatamente nelle ultime mareggiate hanno portato della sabbia, ma confidiamo molto nei lavori di ripascimento questo che dovrebbero partire entro i prossimi mesi, quindi l'attività anche di far attenzionare l'opinione pubblica sui problemi anche di erosione costiera. Mare Vivo, ma non solo, moltissime associazioni sul territorio le fanno sempre presente, e devo dire che in un risultato dalla politica questa volta lo abbiamo ottenuto. È stato messo in campo un grosso finanziamento e i lavori dovrebbero partire veramente entro pochi mesi. Claudia, naturalmente Legambiente con Treno Verde è una delle 1000 attività che fa, insomma, per esempio, se volessi parlare di un'altra cosa già fatta o da fare imminentemente. Sì, intanto consentimi di dire una cosa. Io ho ascoltato attentamente quello che hanno raccontato i ragazzi della loro esperienza a Sanremo. A Sanremo anche noi abbiamo vissuto quest'anno una bellissima esperienza. Sfilava pure Legambiente? No, io non direttamente, ma i miei colleghi, diciamo, di Legambiente Liguria, ma anche i nostri dirigenti nazionali sono stati a Sanremo, perché uno dei cantanti che ha partecipato a Sanremo, esattamente Piero Pelù, si è messo in gioco per l'ambiente e assieme appunto a Legambiente il giorno precedente la sua esibizione è andato a pulire una spiaggia purtroppo molto degradata, perché il degrado non è soltanto, diciamo, in Sicilia, purtroppo il degrado, diciamo, è ovunque, e quindi l'ambiente va difeso ovunque. E poi, a proposito di sensibilità, volevo ricordare quel gruppo che si chiama i Pinguini Atomici, non mi ricordo, che anche loro hanno devoluto parte del loro cachet per adottare 100 pinguini, quelli piccolini che... Perfetto, allora io quello che volevo dire, diciamo, appunto sulla scia di queste esperienze, di questi artisti, diciamo, importanti che comunque si fanno testimonial di un problema che ci riguarda tutti quanti, quello che voglio dire io è questo: non dobbiamo assolutamente pensare che l'attività alla quale puntano loro è un'attività, diciamo, che rispetto alla nostra non può avere punti di contatto. Li può avere se anche loro, diciamo, quando svolgono la loro attività, quando sono al centro dell'attenzione, non dimenticano di farsi testimonial e quindi di lanciare un messaggio, perché siccome c'è tanta influenza, diciamo, da parte di chi si trova appunto al centro dell'attenzione, soprattutto nel mondo dello spettacolo, allora per dare un maggiore peso a quelle che sono questioni che ci riguardano tutti e per non sminuire il lavoro che comunque loro fanno, perché magari uno può pensare appunto che quello che loro fanno è una cosa leggera, frivola, invece non è una cosa frivola, perché loro lo fanno perché sperano appunto che diventi la loro professione, e può diventare anche una cosa socialmente impegnata se loro sfruttano la loro immagine anche per lanciare messaggi positivi. Sara Parisi, allora alla fine della trasmissione tu scambi il numero di telefono con Claudia Casa e con Fabio e mi prometti che in quelle che saranno le tappe regionali e speriamo anche quelle nazionali ci sia una parentesi per l'ambiente. Una promessa? È una promessa che manterrò, anzi ti dirò di più, che lo dirò subito a Carlo Michetti, che è il padrone nazionale, per creare questo matrimonio fra quindi l'ambiente, il concorso del più bello d'Italia
e farlo diventare proprio il tema conduttore di questo 2020, di tutte le selezioni che faremo in tutta Italia. Certo, anche perché il vostro progetto, insomma, certo, ha un target e ha anche una platea diversa, e il messaggio che lanciate voi può raggiungere alcune categorie di persone che magari Legambiente o Mare Vivo non incontrano. Noi siamo promotori io e Fabio siamo promotori di bellezza, Fabio anche di bellezza. Fabio lo poteva fare il più bello d'Italia, sicuramente. Noi siamo adesso promotori... è un over 50, però lo facciamo anche per gli over così. Noi siamo promotori della bellezza dei territori e dell'ambiente, della natura. Loro, diciamo, con il fatto che sono promotori di una bellezza estetica più personale, cioè questo non toglie che possano certo, esserlo. Anzi viene valorizzato di più se c'è l'ambiente bello e altrettanto c'è un fine sociale. Poi tu mi chiedevi oltre al treno, diciamo. Oltre al treno. Allora, del treno io vorrei ricordare però due cose. Il treno non è aperto soltanto alle scuole, ma sarà aperto tutti i giorni, soprattutto tutti i pomeriggi, anche al pubblico, diciamo, più adulto che vorrà venire a visitare le tre carrozze. Noi faremo anche degli incontri, diciamo, più mirati su determinate tematiche, come per esempio il recupero di biodiversità rispetto ai contrasti climatici. Una cosa interessantissima che si farà fatta sul treno, si è fatto uno studio, si è condotto uno studio sugli ultimi 40 anni, sulle temperature, sugli eventi, diciamo, climatici degli ultimi 40 anni ad Agrigento, per cui daremo un bollettino climatico in cui con precisione sarà indicato quanto è aumentata, per esempio, la temperatura in 40 anni ad Agrigento. E poi avremo anche l'occasione per vedere un documentario del regista Francesco De Agustinis che si intitola Deforestazione Made in Italy, perché noi spesso e volentieri vediamo, appunto, assistiamo in televisione a questi fenomeni, al racconto di questi fenomeni di deforestazione in Africa piuttosto che in Brasile, comunque in altre parti del mondo, gli incendi in Australia, e pensiamo di non avere responsabilità. Invece indirettamente anche l'Italia ha delle grandissime responsabilità con le produzioni e con i consumi, e quindi il regista verrà allo Spazio Temenos, avremo modo di vedere questo documentario e avremo modo di confrontarci con lui anche sulle difficoltà che ha avuto comunque a farsi raccontare, per esempio, le storie nel Brasile di Bolsonaro. Quindi queste sono cose interessanti. E poi nell'immediato futuro un'altra cosa che riguarda sempre le scuole, una cosa che abbiamo già fatto l'anno scorso, peraltro premiando anche la scuola Bersagliere Urso, perché noi non abbiamo alcun tipo di invidia, anzi quando ci sono attività delle altre associazioni che vanno nella nostra direzione noi cerchiamo di metterle in valore. Fare rete e sinergia fa faremo sempre bene. Tornare in Sicilia e faremo un tour con Rifiutopoli, che è appunto una conferenza spettacolo in cui vengono raccontati gli ecoreati che vengono purtroppo compiuti, continuano ancora ad essere molto alti in Italia, ma è un modo di raccontare queste cose molto suggestivo, perché mentre c'è il racconto c'è anche un artista, Vito Baroncini, che dipinge su una lavagna luminosa e quindi restituisce in maniera artistica quello che è il racconto di queste cose. E per quanto riguarda Agrigento, quest'anno abbiamo scelto, non a caso, di fare questa tappa a Palma di Montechiaro, perché lì c'è una situazione, diciamo, lì e a Licata c'è una situazione abbastanza delicata per quanto riguarda i rifiuti, e quindi porteremo lì questo spettacolo, questa conferenza spettacolo per le scuole. Fabio, oltre che Alicos e Plastic Free, Mare Vivo e tantissime altre cose, no? Sì, sono tantissime campagne, tantissimi progetti. Uno prossimo su cui stiamo già lavorando è la 4ª edizione del concorso Marin Literart. È un concorso rivolto ad artisti che si svolgerà quest'anno per la 4ª edizione, edizione 2020, sempre ad Eraclea Minoa, dal 6 al 12 luglio. È un concorso che prevede la realizzazione di opere d'arte attraverso i rifiuti spiaggiati. L'ho visto l'anno scorso e veramente mi è piaciuto tanto. Non a caso il primo giorno del concorso portiamo tutti gli artisti alla foggia del fiume Platani. Lì loro recupereranno i rifiuti che riterranno opportuno recuperare e attraverso i quali realizzeranno le opere che vorranno realizzare.
e poi attraverso una settimana passata in mezzo al bosco ad Eracle Minoa creeranno quelle opere d'arte, quelle installazioni che la loro fantasia gli permetterà di realizzare. Bene. Una cosa mi ha fatto ricordare lui: noi trasformeremo il binario 1 della stazione bassa in una galleria d'arte, perché assieme a bellearticaf.it abbiamo lanciato l'idea di un'estemporanea proprio per collegare l'arte e la bellezza ai temi dei cambiamenti climatici. Quindi sabato mattina tanti artisti verranno sul binario 1 della stazione bassa a dipingere. Arte e ambiente ultimamente camminano Sì. sullo stesso binario. Adesso c'è la bellezza pure, quindi Joseph, tu naturalmente adesso sei noi per, ma fino a ieri continui anche a esserlo, uno dei maggiori esponenti della formazione in campo regionale. Qual è, diciamo, il settore che adesso per il momento è più richiesto nel campo della formazione? Allora, intanto apro e chiudo una parentesi: mentre i colleghi parlavano mi è venuta l'idea del noi per l'ambiente bello, quindi possiamo lanciare un hashtag mentre loro parlavano in ordine, il noi, il per l'ambiente, ma soprattutto bello, potrebbe essere un hashtag da lanciare. Lo accogliamo. A parte, diciamo, la leggera battuta. Sappiamo che il mondo della formazione ha vissuto dei momenti veramente devastanti per certi versi. Al momento vi è in corso un cambio di passo, perché si è ormai trasformato tutto questo settore nel mondo non solo privato ma del Fondo Sociale Europeo, in cui le regole sono molto più rigide e più monitorate, per fortuna. Stiamo cercando assieme anche nei tavoli tecnici di cui mi onoro e faccio parte, di avviare una nuova fase. Questa fase deve assolutamente partire da quello che è l'analisi del fabbisogno formativo in netto sinergia con le aziende. È pur vero che le aziende vivono soprattutto un mondo di forte difficoltà, non sono propense all'assunzione perché le agevolazioni vengono di anno in anno purtroppo ridotte, e quando ci sono i cosiddetti bonus e l'agevolazione c'è sempre la burocrazia di mezzo che non aiuta, che non incoraggia le aziende, che vivono dei momenti di difficoltà in tutti i settori. Se ci guardiamo bene e facciamo un'analisi, individuare un settore che è propenso all'incentivo per reclutare il personale, troviamo difficoltà. L'ambiente in questo senso può essere un vero punto di riferimento, però spesso, e questo mi può dare conferma anche l'amico Galluzzo, nelle offerte formative che tutti gli enti promuovono a catalogo, seppur percorsi spesso inseriti nelle premialità, perché spesso abbiamo la possibilità di stimolare gli enti a individuare dei percorsi proprio sulla tematica dell'ambiente, poi ci ritroviamo paradossalmente una carenza di giovani che intendono partecipare, che preferiscono quelli che sono definiti i servizi alla persona, quindi dall'operatore socioassistenziale e sanitario a quelle che sono l'area del benessere con gli acconciatori, e quella non è una cosa che possiamo determinare noi, la regione o gli enti di formazione, ma purtroppo sono frutto di falsi incentivi che vengono dati a alcune categorie, perché domani se un ente promuove un percorso di formatore e un percorso di formazione sulle energie rinnovabili, fonti rinnovabili oltre all'ambiente, spesso si trova pure difficoltà a trovare l'utenza, quindi spesso vengono utilizzati dei percorsi come l'area del benessere, della cucina e della ristorazione, perché spesso siamo anche pure bombardati di messaggi televisivi anche con una serie di trasmissioni. Siamo tutti cracco, esatto, benissimo, e quindi poi si trovano delle difficoltà, però in questo momento c'è anche la presenza importante dell'assessore Lagalla, che è stato anche un ex rettore ed una persona abbastanza competente al settore. Siamo passati, purtroppo bisogna dirlo, ad una fase in cui i punti di riferimento politici in questo settore erano un po' non competenti, mi spiace dirlo ma è così. Siamo passati da una fase così di forte lacuna di punti di riferimento. Oggi c'è l'assessore Lagalla che
gli va dato anche merito e atto che ha intrapreso un'azione molto importante di coinvolgimento delle parti sociali, delle associazioni di categoria. Vedo comunque un percorso positivo. È un percorso positivo, il giudizio che noi diamo è di un percorso assolutamente un giudizio positivo. Anche lui si sta scontrando con le problematiche relative alla burocrazia, perché spesso la regione siciliana non ha avuto mai problemi di finanziamenti o di dotazioni finanziarie. Le somme ci sono, i bandi non le sapete mai spendere. Ci sono bandi che vengono pubblicati e vengono poi messe nelle sabbie mobili delle graduatorie provvisorie, che rimangono sempre provvisorie e mai definitive. Oggi in questa propria fase ci sono anche, per fortuna c'è un altro dipartimento, il Dipartimento Lavoro e delle Politiche Sociali, che per molti avvisi riesce, più della formazione, il collega Galuzzo forse mi darà anche conferma perché è anche un collega, riesce a portare ad esecutività i bandi, perché c'è quella possibilità di trasformare la graduatoria provvisoria in graduatoria definitiva, l'avvio delle progettazioni esecutive e l'avvio dell'attività. Però lì sono delle attività di nicchia, nel senso che c'è la formazione. Ti ho stimolato, sì, mi hai stimolato, lì potremmo parlare per intere trasmissioni. Purtroppo Piero ha lampeggiato la luce, insomma siamo già praticamente arrivati al termine della nostra trasmissione, che vedo insomma è andata via in maniera molto, molto veloce, anche sicuramente molto piacevole da ascoltare. Siamo arrivati ai saluti, i saluti che vi chiedono un impegno particolare, Saro, perché noi qua non è che salutiamo grazie e arrivederci, no, sarebbe troppo semplice e troppo riduttivo, insomma dovete farlo con un pensiero, con una citazione, con un buon proposito, insomma con un qualcosa che caratterizzi anche il vostro essere qui, e perché io vi ho invitati, e naturalmente partiamo dai nostri due mister più belli, magari con il loro sogno nel cassetto per quello che sarà il prosieguo, la scuola su tutti. Iniziamo con Cristian De Vita, il più bello d'Italia, terzo classificato, ancora complimenti, il tuo saluto Cristian. Grazie mille, volevo salutare tutti da casa e augurarvi una buona visione, una buona giornata. Quale sarà il tuo prosieguo? Si spera nel campo sempre moda, magari anche cinema, teatro. Il diploma deve essere almeno 98 su 100, dai. Sottinteso ovviamente. 98 su 100. Grazie e complimenti ancora ad Andrea Onofrio Miccichè, il più bello d'Italia, secondo classificato. Allora, io saluto tutti i miei familiari, il mio parrucchiere che sicuramente mi starà guardando, che mi ha seguito in questo percorso bellissimo. Anche a Sanremo è venuto. Giuseppe Patania. E gli abbiamo fatto poi pubblicità, dai, va bene. Poi la mia ragazza, il mio sogno sicuramente prima devo completare il diploma e poi spero di entrare nel campo del cinema e dello spettacolo. Bene, grazie a Saro Parisi per averci portato qui questi due belli d'Italia e il suo lavoro di agente per la Sicilia di questo importante concorso. Ma io intanto ringrazio voi per l'ospitalità, e io normalmente questa trasmissione piacevolmente l'ho sempre vista, visto anche il raggio d'azione che ha la vostra emittente televisiva, e l'ho vista con immenso piacere, quindi adesso essere qua vostro ospite mi onora tantissimo. E stavo pensando, quando arriva il treno verde ad Agrigento? Il treno verde arriva domani e venerdì pomeriggio abbiamo proprio un incontro con i giovani. Se i vostri belli sono pronti, quantomeno Andrea che faremo comincia a fare testimonial, infatti la testimonial da domani lo autorizziamo a poterlo fare, e quindi visto che li gestiamo noi, perché no, con immenso piacere. E ripeto l'impegno a creare questo connubio fra Lega Ambiente, perché no, Mare Vivo. Io fra l'altro che amo il mare, fino alla fine di ottobre per le nostre temperature ho fatto il bagno a mare, appena adesso continuerà questa temperatura penso che ci riandrò subito. No, speriamo di no. Perché speriamo di no, se no le cose vanno un senso di infinita di libertà. Va bene, io mi piglio la mezzania però, questa vostra unione. Certo. Grazie a Claudia Casa e il suo lavoro di direttore di Lega Ambiente Sicilia. Sì, grazie a voi per avermi invitato, e quello che dico a tutti è veramente diamoci un obiettivo tutti quanti assieme, di
cambiare insieme il clima che cambia, perché solamente facendo squadra e facendo rete noi riusciremo, diciamo, a contrastare veramente questa grossissima emergenza globale. Grazie a Fabio Galluzzo, Presidente di Mare Vivo Sicilia. Mi unisco ai ringraziamenti di Claudia, che sono assolutamente condivisibili, dicendo a tutti: ognuno di noi, l'abbiamo detto poco fa, lo ripetiamo, ognuno di noi può e deve fare qualcosa. Domani, se ogni telespettatore rinunciasse a un oggetto che quotidianamente di plastica usa, sicuramente avremmo raggiunto un gran bell'obiettivo. Grazie a Joseph Zambito e buon lavoro come Presidente dell'associazione Noi Per. L'invito è di visionare il nostro portale, il movimento noiper.it, e da oggi lanceremo anche noi, per dare un senso anche a questa giornata, l'hashtag Noi per l'ambiente bello. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa sera ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata.